Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato stanotte nel corso della seduta consiliare la rottamazione dei debiti verso il Comune, che vanno dal 2018 al 2023. Record di incassi per la sanatoria edilizia e permessi di costruzione, quanto esposto dall'assessore al ramo Principato dal 2020 a oggi, incassati oltre 6 milioni di euro. Riunito il CDA dell'AICA, affrontate numerose tematiche per la gestione e lo sviluppo dell'azienda idrica, approvate anche 8 nuove assunzioni. Incontro tra i rappresentanti della Marina di Lampedusa e la Commissione Attività Produttive dell'ARS per il caro gasolio nell'isola. Nasce all'ospedale di Agrigento l'ambulatorio di psicologia in ostetricia e ginecologia, un nuovo servizio per la cura delle donne. Risultati record per l'arancia di Ribera, lavorati oltre 14 milioni di chilogrammi, nonostante le tante difficoltà del settore. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 9 aprile 2026. Approvato ieri sera da tutto il Consiglio Comunale di Agrigento il regolamento per l'adesione alla rottamazione dei debiti verso il Comune per il periodo d'imposta 2018-2023, il nostro servizio. Finalmente ieri il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità il regolamento per l'adesione alla rottamazione delle cartelle comunali, un impegno fortemente voluto dalla consigliera comunale di Agrigento Roberta Zicari, che in maniera asfissiante e quotidiana ha seguito e sollecitato più volte l'iter per arrivare all'obiettivo finale, che era quello che finalmente gli agrigentini possono avere la possibilità di pagare tranquillamente i propri debiti verso il Comune senza ulteriore aggravio di costi, sanzioni, interessi e spese varie, aderendo anche alla scelta fatta dal Governo nazionale con la rottamazione quinques. La consigliera comunale Roberta Zicari nella sua nota afferma come, grazie alla presenza di tutti in aula, dai consiglieri al sindaco, all'assessore, al revisore dei conti, all'ufficio di presidenza, il dirigente del servizio, il dottor Giovanni Mantione, ha compreso l'importanza del provvedimento e redatto la relazione in tempi record nel corso della seduta del Consiglio. Abbiamo fatto le ore piccole, ma dovevamo portare a casa il risultato. Dalla data di pubblicazione della delibera ci saranno 60 giorni di tempo per i contribuenti per poter aderire e pagare senza interessi e sanzione gli avvisi che fanno riferimento al periodo d'imposta 2018-2023, anche se in fase di contenzioso. Restano escluse le cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate per norma nazionale, salvo nuovi aggiornamenti e interpretazioni da parte del Governo. Il saldo sarà effettuato in un'unica rata o versando il 10% dell'importo subito e poi fino a un massimo di 18 rate da almeno 100 euro. Sono soddisfatta di questo risultato condiviso da tutti. Chiudiamo in bellezza questa esperienza, afferma Roberta Zicari, sperando che non sia l'ultimo atto, ma il primo di un nuovo corso di collaborazione e sinergia nell'interesse esclusivo della città. Il comunale non solo ha a livello politico espresso la volontà di aderire alla rottamazione delle cartelle, ma ha fatto pure un passo ulteriore, che si è dimostrato parte dirigente predisponendo lo schema di regolamento, ma è ovvio che per legge ci sono delle competenze che non possiamo superare, come la relazione tecnica del dirigente al bilancio. Quindi il sunto di tutto è che in questo momento c'è una sola persona in tutta la città di Agrigento che può decidere se gli agrigentini possono rottamare i propri debiti col comune o meno, ed è il dottore Mantione. Come il dottore Mantione ha ritenuto, in accordo con l'amministrazione, di pignorare i conti ai nostri concittadini, adesso può decidere di far rottamare i debiti nei confronti del comune dal 18 al 2023, perché tutto quello che è affidato a Equità, all'Ader, non si può rottamare, ma gli avvisi sì, quindi dal 2018 al 2023 possono essere rottamati, ma serve che l'ufficio, quindi che il dottore Mantione predisponga questa relazione sugli equilibri di bilancio. Se il dottore Mantione decide che gli agrigentini possono farlo, secondo me ci sarà un aspetto positivo per il bilancio, perché i flussi aumenteranno, perché la gente vuole, il dottore Mantione vuole venire a regolarizzare la sua posizione debitoria con il comune.
Siccome il governo nazionale ci ha concesso questa facoltà, noi le ribadiamo che politicamente vogliamo aderire, ma serve il suo parere tecnico. Se lei... Allora, il collegio, per quanto riguarda il parere, ha dato parere favorevole dopo le modifiche fatte con l'emendamento. Signor Presidente, ha chiesto di intervenire il consigliere Zicari, prego, ne ha facoltà. Sì, Presidente, intanto io ringrazio il dottore Mantione per il lavoro che ha fatto, i revisori dei conti e ovviamente tutta l'Aula. A questo punto io chiederei di procedere votando la riscrittura del Consiglio Comunale che è stata redatta questa sera e che ha avuto pareri favorevoli, e quindi questa riscrittura va a sostituire il regolamento che avevo presentato, ovviamente essendo una riscrittura di quel regolamento, che quindi si intende appunto sostituito da questa riscrittura che andiamo a votare. Firetto Calogero, Vullo Marco, Spadaro Pasquale, Nobile Teresa, Sollano Alessandro, Amato Antonino, Fontana Mario, Gramaglia Simone, Alfano Francesco, Vaccarello Angelo, Cacciatore Davide, Civiltà Giovanni, Settembrino Ilaria, Alongi Claudia, Piparo Gerlando, Contino Flavia, La Felice Giuseppe, Vitellaro Pietro, Cirino Valentina, Costanza Scinta, Bruccoleri Margherita, Bongiovia Alessia, Zicari Roberta, Burgio Sergio. Presenti 17 con i voti favorevoli, l'Aula ne approva. Un ringraziamento agli uffici, in modo particolare al dottore Mantione, che mi ha chiesto di intervenire. Condivisione e apprezzamento esprime il sindaco di Agrigento Miccichè, che afferma sulla rottamazione dei tributi locali. È un grande successo il risultato ottenuto grazie allo straordinario lavoro svolto dagli uffici preposti, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai consiglieri comunali presenti, che fino a tarda notte hanno lavorato incessantemente per raggiungere e concretizzare questo importante obiettivo. I cittadini avranno la possibilità di regolarizzare in forma agevolata la propria posizione contributiva rispetto ai tributi comunali come IMU, Tari, Tasi, CUP, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ogni altra entrata tributaria o patrimoniale di competenza comunale. Incassi record del Comune di Agrigento, secondo quanto affermato dall'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Nei primi 3 mesi del 26 il Comune di Agrigento ha registrato oltre 829.000 euro di entrate dei permessi di costruzione e 151.000 euro dalle sanatorie edilizie. Dal 2020 a oggi incassati oltre 6 milioni di euro il nostro servizio. L'assessore Gerlando Principato del Comune di Agrigento afferma: dopo la chiusura del 2025 l'andamento del primo trimestre 2026 conferma la solidità del percorso avviato nell'ottobre del 2020 e portato avanti in questi anni nel settore dell'edilizia privata e della regolarizzazione urbanistica. Nei primi 3 mesi del 2026 il Comune di Agrigento ha registrato oltre 829.000 euro di entrate dei permessi di costruzione e circa 151.000 euro dalle sanatorie edilizie precedenti, per un totale che supera i 980.000 euro nel solo primo trimestre dell'anno. È un dato, afferma Principato, particolarmente significativo perché testimonia la continuità amministrativa e operativa che va oltre i singoli esercizi finanziari. Sono risultati che si inseriscono in un quadro ormai consolidato. Dal 2020 a oggi il lavoro svolto ha consentito di generare oltre 6,4 milioni di euro dai permessi di costruzione e più di 5,1 milioni di euro dalle sanatorie edilizie. In particolare nel quinquennio 21-25 sono state esitate complessivamente 2.053 pratiche di sanatoria edilizia, un risultato rilevante se si considera la complessità delle istruttorie e l'arretrato storico. Alla data del 31 dicembre 25 restano ancora da istruire 3.544 pratiche, a conferma della dimensione del lavoro affrontato e della necessità di proseguire con determinazione nel percorso intrapreso. Il dato forse più importante, continua Principato nel suo comunicato, è che in questi risultati
Non sono episodici ma strutturali. Anche nel 2026 l'attività degli uffici ha mantenuto livelli elevati di produttività e capacità di risposta, confermando la validità del lavoro di riorganizzazione, semplificazione e programmazione portato avanti in questi anni. Risultati che assumono un valore ancora maggiore se si considera che nel corso del tempo gli uffici hanno dovuto operare con una progressiva riduzione del personale, riuscendo comunque, grazie all'impegno dei pochi tecnici e amministrativi rimasti a mantenere standard di efficienza in linea con gli anni precedenti. Proprio per questo, giunti alla conclusione di questo ciclo amministrativo, ritengo doveroso, afferma Principato, dare un riconoscimento pubblico a tutti coloro che hanno reso possibile questo lavoro. Si è riunito ieri il CDA dell'azienda idrica Agrigentina Laica con il direttore generale e il collegio dei revisori, che hanno esaminato e discusso i punti iscritti all'ordine del giorno, affrontando tematiche di rilievo per la gestione e lo sviluppo delle attività aziendali in nostro servizio. Si è riunito il CDA dell'azienda idrica Agrigentina presso la propria sede operativa. Alla seduta hanno preso parte i componenti del CDA, il direttore generale e il collegio del revisore dei conti, che hanno esaminato e discusso i punti iscritti all'ordine del giorno, affrontando anche tematiche di rilievo per la gestione e lo sviluppo dell'azienda. Nel corso dei lavori è stata esaminata e approvata la proposta relativa al regolamento della consulta. Il CDA ha inoltre proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per l'avviso di selezione, finalizzato al reclutamento di 2 unità di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio legale. Tra i punti trattati anche quello dell'approvazione della proposta di indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 unità di personale con profilo professionale di operaio addetto agli impianti di depurazione inquadrati secondo il contratto vigente, una misura ritenuta strategica per il potenziamento dei servizi e il miglioramento dell'efficienza operativa. Oggi è stato molto importante, questo è il primo CDA con il nuovo organo di revisione aziendale. Abbiamo finalmente approvato il regolamento che riguarda la consulta e quindi a breve tutte le procedure saranno portate a termine. Un altro importantissimo passo e tassello è stato l'approvazione del nuovo avviso pubblico per 6 unità che riguardano gli operatori sugli impianti di depurazione. Tanti punti all'ordine del giorno importanti, il nuovo collegio dei revisori sta lavorando molto serenamente già con noi dalle prime battute e quindi non possiamo che essere contenti di questo nuovo avvio lavori. Oggi si è riunito il primo CDA con i nuovi revisori e abbiamo avuto il piacere di conoscerli e abbiamo, secondo me, approvato delle cose importanti. Principalmente abbiamo approvato il bando per 6 posti di lavoro e diciamo che AICA è proiettata in questo campo, cercare di dare lavoro ai giovani della nostra provincia, e poi abbiamo nominato la commissione per l'assunzione di 2 legali nella nostra azienda. Stiamo andando bene, se ci sono delle problematiche io intendo risolverle insieme alla Presidente e a tutto il CDA e cercare assieme di portare questa azienda a livelli che siano, non dico ottime, ma accettabili. Ce la stiamo mettendo tutta. Via libera dal Senato al decreto legge bollette, sostegni e nuove regole per l'energia bonus da 115 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Rinviata al 2038 la chiusura delle centrali a carbone, stop al telemarketing aggressivo nel settore energetico, il nostro servizio. Il Senato della Repubblica Italiana ha dato il via libera definitivo al decreto legge bollette, confermando la fiducia sul testo già approvato dalla Camera. Il provvedimento è passato con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti e diventa così legge, introducendo una serie di misure a sostegno delle famiglie e delle imprese in un contesto segnato dal rialzo dei prezzi dell'energia. Il decreto nasce prima del nuovo scenario internazionale che ha inciso sui costi dell'energia, ma interviene comunque con strumenti mirati. Tra questi, per il 2026, arriva un contributo straordinario di 115 euro destinati alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, con l'obiettivo di alleggerire il peso delle bollette elettriche.
Il testo interviene anche sul fronte delle imprese per le utenze non domestiche. Il governo riorganizza gli incentivi legati al fotovoltaico. I titolari di impianti con incentivi scadenza dal 2029 potranno scegliere di ridurre i premi tra il 2026 e il 2027, ottenendo in cambio un'estensione della durata degli incentivi, una misura che punta a dare maggiore stabilità al sistema. Nel decreto trova spazio anche il tema dei rimborsi legati al sistema ETS. L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente definirà i meccanismi per compensare i produttori termoelettrici per l'utilizzo di gas naturale, con l'obiettivo di contenere i costi finali per i consumatori. L'applicazione è resa subordinata al via libera della Commissione europea. Per le piccole e medie imprese il provvedimento introduce strumenti per favorire contratti a lungo termine basati su fonti rinnovabili, cercando di ridurre l'esposizione alle oscillazioni del mercato dell'energia. Durante l'iter parlamentare è stato anche inserito lo stop al telemarketing aggressivo nel settore energetico, una misura che punta a contrastare pratiche commerciali scorrette che hanno coinvolto negli anni milioni di utenti. Sul piano energetico nazionale il decreto sposta in avanti la chiusura delle centrali a carbone. L'uscita definitiva viene così fissata al 31 dicembre 2038 con un rinvio significativo rispetto agli obiettivi precedenti. Non mancano le critiche. Il Codacons giudica il provvedimento già superato rispetto all'attuale andamento dei prezzi, segnalando come gli aumenti recenti di luce e gas rendano le misure insufficienti. Più articolata la posizione dell'Unione Nazionale Consumatori, che apprezza il divieto di telemarketing ma considera debole l'intervento diretto sulle bollette. Il decreto pertanto entra ora in vigore in una fase delicata per il mercato dell'energia. La sua efficacia verrà misurata nei prossimi mesi, soprattutto alla luce dell'evoluzione dei prezzi e delle tensioni dei mercati internazionali. E si è svolta ieri un'audizione in Commissione Attività Produttive dall'ARS dei rappresentanti della Maria di Lampedusa e Linosa, rappresentata da Salvatore Martello della Cogepa, per esporre le problematiche inerenti al settore. Abbiamo intervistato lo stesso Martello. Salvatore Martello, il rappresentante della Cogepa Lampedusa, ieri avete avuto un incontro in Commissione Attività Produttive all'ARS relativamente alle tante problematiche della vostra marineria, in un momento in cui il caro gasolio sicuramente rende più difficile la pesca, diciamo, nei nostri mari, no? E le difficoltà che hanno i pescatori. Ecco, cosa ci relaziona in merito? Ieri abbiamo avuto questa riunione che è andata benissimo, nel senso che finalmente abbiamo fatto conoscere i problemi sia all'Assemblea regionale sia al governo regionale, nel senso che le problematiche sul caro gasolio riguardano da un lato l'intera isola, l'intera Sicilia, però poi le isole minori hanno delle particolarità. Per esempio noi abbiamo chiesto l'equiparazione del costo del gasolio per Lampedusa, per le isole minori, uguale identica a quelle della Sicilia, Porto Empedocle, Sciacca ed altre marinerie. E un'altra cosa che è stato chiesto è che sul prezzo del gasolio agevolato per i pescatori a Lampedusa il concessionario adotta tre elementi diversi. Nel senso che se tu prendi il gasolio per esempio fino a 3.000 litri ti applica un prezzo, superiore a 3.000 litri un altro prezzo, superiore a 8.000 litri un altro prezzo. Quindi però il gasolio agevolato è per la pesca, per il pescatore, che sono uguali, i pescatori sono tutti uguali, non esistono tre pescatori diversi che gli possono applicare tre tariffe diverse. Per questo il governo deve intervenire nei confronti praticamente del concessionario del gasolio per regolarizzare il costo del gasolio per la pesca. Quindi c'è una discriminazione in atto tra i pescatori di Porto Empedocle siciliani e quelli di Lampedusa, da quello che capisco. Assolutamente sì, c'è una differenza intorno a 30 centesimi al litro. Oltre a questi 30 centesimi, però noi paghiamo anche il comportamento scorretto da parte del concessionario del gasolio,
che per la pesca, per il pescatore adotta 3 tariffe diverse. Le tariffe sono, per esempio, a 80 centesimi chi fa superiore a 10.000 litri, e 90 centesimi chi fa inferiore a 10.000 litri, e 1,20 euro, 1,30 euro se tu fai inferiore a 3.000 litri. Cioè significa praticamente non esiste il gasolio agevolato con 3 tariffe diverse, esiste solo ed esclusivamente una tariffa agevolata come per l'agricoltura, così è per la pesca. Quindi quello che fa attualmente il distributore di Lampedusa, secondo quello che abbiamo discusso, non è regolare, quindi si deve adeguare alle norme sul gasolio agevolato. Ecco, brevemente. Poi ci sono state, scusa, altri 2 argomenti. Cioè, è inconcepibile che a Lampedusa il gasolio lo paghi a 2,50 euro, parliamo per le macchine, e a Linosa addirittura 3 euro al litro. Cioè, nel senso, abbiamo sfondato, come dice, quale guerra? Significa che lì c'è la guerra in Iran e poi in più c'è un'altra guerra mondiale, perché pagare i 3 litri, un euro di gasolio, secondo il mio punto di vista, è veramente inaccettabile. E quindi i cittadini di Linosa non possono essere penalizzati come lo siamo già quelli di Lampedusa, che lo paghiamo a 2,50 euro. Quindi vi aspettate qualche risposta concreta da parte della Regione? Assolutamente sì, perché si sono impegnati a prendere dei provvedimenti per cercare di venire incontro alle esigenze della pesca, e di tutti i pescatori siciliani e delle isole minori e lampedusani nel caso particolare. E continua l'impegno del Presidente della Regione Siciliana Schifani sul caro voli. Sentiamo il Presidente. È dall'inizio di questa legislatura che ci battiamo contro il caro voli, contro il caro prezzi dei mezzi di trasporto, per consentire ai nostri ragazzi che lavorano al nord, ai nostri parenti anziani, di venire in Sicilia, nella loro terra. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto ricorso all'antitrust, adesso in questi anni siamo intervenuti con nostri fondi regionali fino a consentire sconti fino al 50% per i siciliani che vogliono raggiungere la Sicilia. Bene, continueremo su questo percorso. In questi giorni abbiamo attivato il nuovo treno Pasquale, che ha consentito a tanti ragazzi di poter raggiungere i loro familiari. Il solco è tracciato, non ci fermeremo. Anche quest'anno torna il Sicilia Express, il treno finanziato dalla Regione per quanti dalla terraferma vogliano tornare a festeggiare quantomeno questi giorni di vacanze sull'isola. Organizzato super bene, ci siamo trovati bene, tantissime attività, quindi super soddisfatti. In realtà non dovevamo scendere, abbiamo detto restiamo Pasqua qui, poi è arrivato il Sicilia Express, abbiamo detto ma proviamo, ce l'abbiamo fatta, chiama mamma, è stata una bella sorpresa. Anche Molto vantaggioso. I prezzi sono molto inaccessibili, soprattutto degli aerei e altro, quindi la trovo una bella iniziativa. Spiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il Dipartimento regionale dell'ambiente ha pubblicato 2 avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e implementazione delle strutture e servizi rivolti all'utenza. L'assessore Savarino. Mai nessun governo regionale prima di noi aveva investito così tanto sulle spiagge siciliane. Mai lo ha fatto qualche altra regione prima della regione siciliana. È attivo da oggi un avviso che mette a disposizione dei comuni costieri 1 milione di euro per la pulizia del demanio marittimo. È attivo anche un altro avviso che mette invece a disposizione 5 milioni di euro per rendere le nostre spiagge libere più attrezzate. I comuni possono programmare interventi che riguardano l'accessibilità, che riguardano percorsi ecosostenibili, plastic free, docce, servizi, aree fitness, aree ludiche per i nostri bambini, aree pet friendly, una serie di servizi che possono essere offerti ai nostri cittadini e ai turisti che rendano più attrattive le nostre spiagge e, perché no, e ci permettono di conquistare più bandiere blu, lilla e verdi, il che vuol dire avere altre risorse e anche una pubblicità enorme per le nostre coste. È attivo un avviso di 800.000 euro sempre destinato ai comuni per i bagnini.
per attivare la vigilanza sulle spiagge libere. A breve esce un ulteriore avviso degli enti locali che riguarda l'accessibilità per i disabili. In tutto 8.800.000 euro messi a disposizione dal governo Schifani proprio per rendere le nostre spiagge più belle, più ecosostenibili, più pet friendly, più vicine alle famiglie, con più servizi e più attrattive. Un nuovo spazio dedicato all'ascolto e alla presa in carico globale della donna prende vita presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'ASP amplia la propria offerta assistenziale con l'attivazione dell'ambulatorio di psicologia in ostetricia e ginecologia, rafforzando un modello di sanità sempre più attento alla dimensione umana della cura. Il servizio nasce nel solco della visione multidisciplinare promossa dalla direttrice del reparto Maria Rita Falco Abramo e rappresenta un passo concreto verso l'integrazione tra assistenza clinica e supporto psicologico. La cura non si esaurisce nella diagnosi o nel trattamento medico, ma si completa nell'ascolto e nell'accompagnamento della persona lungo tutto il percorso di assistenza. La guida del servizio è affidata a Margherita Sferrazza, dirigente psicologo presso il presidio ospedaliero e servizio di psicologia, a conferma della volontà di strutturare un'offerta qualificata e integrata. Colpita da una grave crisi respiratoria, viene soccorso dal 118 e trasferita d'urgenza in ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Durante la permanenza, però, cade dalla barella e perde la vita. È successo nel maggio del 2020, colpita da una grave crisi respiratoria, viene soccorsa dal 118, trasferita d'urgenza in ospedale a San Giovanni di Dio di Agrigento. A distanza di anni, i familiari della donna hanno avanzato la richiesta di risarcimento superiore a 1,3 milioni di euro. Secondo la loro ricostruzione, l'episodio sarebbe legato a presunte carenze nell'assistenza e a comportamenti negligenti da parte del personale sanitario tutto. I parenti della vittima si sono rivolti al Tribunale di Agrigento chiedendo di accertare eventuali responsabilità dell'azienda sanitaria e di disporre il risarcimento. Operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta sul contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti. Arrestati 2 soggetti sottoposti a sequestro, circa 10 kg di droga, ricostruito un giro d'affari di oltre 2 milioni di euro. Il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, nell'ambito di una vasta azione tesa al contrasto del traffico di stupefacenti su tutto il territorio nazionale, hanno intercettato e tratto in arresto 2 soggetti operanti nella provincia di Napoli, sorpresi all'interno di un laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione di pacche con all'interno ingenti quantitativi di droga destinate all'intera penisola. L'attività svolta in sinergia delle Fiamme Gialle del gruppo del capoluogo nisseno e della sezione Goa del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta trae origine dalla valorizzazione degli elementi acquisiti in occasione di un precedente sequestro avvenuto nel mese di settembre, sempre nel territorio nisseno, dal quale è stato possibile sviluppare una complessa indagine finalizzata all'individuazione dell'intera filiera illecita la cui cabina di regia era attiva a Napoli. Gli approfondimenti investigativi consentivano di risalire a 2 responsabili, quali a mezzo piattaforma social pubblicizzavano e rifornivano i clienti attraverso spedizioni postali o corrieri di sostanze di vario tipo, quali cocaina, hashish e marijuana. Gli indagati su direttiva dell'autorità giudiziaria partenopea sono stati tratti in arresto e trasferiti in carcere. Lo stupefacente sequestrato, il cui valore di realizzo nelle piazze di spaccio ammonta a oltre 100.000 euro, unitamente ai macchinari utilizzati per il confezionamento, nonché una pistola a salve sprovvista di tappo rosso e relativo munizionamento, sono stati sottoposti a sequestro. I successivi accertamenti economici e finanziari effettuati sui responsabili, anche mediante l'analisi puntuale di oltre 4.000 spedizioni fatte e la valorizzazione delle risultanze emerse dai conti correnti bancari, hanno consentito di acclarare un articolato meccanismo di vendita di sostanze illecite sul territorio nazionale, attivi sin dal 2024, con profitti per oltre 2 milioni di euro.
Sono stati inoltre estratti i dati dei circa 500 destinatari dei pacchi in tutto il territorio nazionale, i cui nominativi messi a disposizione dei reparti dei corpi competenti per il territorio per la compiuta identificazione e l'avvio di autonome iniziative investigative. Si rappresenta che i 2 imputati per i reati a essi iscritti, ferma restando la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, sono stati condannati con rito abbreviato alla pena di 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa. Il servizio di oggi nasce dall'attività che il gruppo di Caltanissetta e il nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta svolgono giornalmente come controllo economico del territorio. Questo ci ha consentito di partire dall'arrivo, la vendita di stupefacenti attraverso soprattutto spedizioni commerciali, risalire questa filiera ed arrivare a quello che era un po' l'hub, la piattaforma di vendita e di invio di sostanze stupefacenti, che faceva capo a dei soggetti napoletani. Questa attività ci ha consentito, soprattutto come Guardia di Finanza, in collaborazione anche con i colleghi di Napoli, di arrivare a identificare le finanze del gruppo e quindi a poter giungere al reperimento delle risorse provenienti dal traffico di droga. Linea alla regia per la pubblicità. Il sostituto procuratore generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Omar Edgar Nedelkov, il 26enne di nazionalità rumena, ritenuto l'autore del duplice omicidio di Maria Rus, di 54 anni, e di Delia Zarnescu, 58 anni, ammazzati a Naro nella notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2024. La sentenza di primo grado è stata emessa dai giudici della Corte di Assise di Agrigento, presieduta dal giudice Wilma Angela Mazzara. La Corte, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Elettra Consoli, aveva disposto l'isolamento diurno per 3 anni dell'imputato, condannandolo al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro nei confronti della figlia di Maria Rus e 40.000 euro al marito e 30.000 euro ciascuno ai parenti di Delia. Risultati record per l'Arancia di Ribera, dopo che chiude con un lavorato record di oltre 14 milioni di chilogrammi, nonostante le tante difficoltà della campagna agrumicola. Il servizio. L'Arancia di Ribera DOP chiude con un lavorato record di 14,5 milioni di chilogrammi, consolidando un trend di crescita ormai strutturale, nonostante una riduzione di circa 40 giorni del periodo di raccolta. Un dato che fotografa la capacità di tenuta e di reazione della filiera messa alla prova da condizioni climatiche operative complesse, ma capace di rispondere con efficienza e organizzazione. Un risultato che parla chiaro, ha commentato il presidente del Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP, Salvatore Daino. Raggiungere questi numeri con una finestra di raccolta così ridotta significa che il sistema ha funzionato. La filiera ha dimostrato compattezza, qualità e grande capacità di adattamento. La riduzione della finestra di raccolta non ha intaccato la qualità del prodotto, che è rimasta elevata e coerente con gli standard distintivi della DOP siciliana, né la sua presenza sui mercati, dove l'Arancia di Ribera consolida ulteriormente il proprio posizionamento. Abbiamo lavorato in maniera ancora più coordinata tra produttori e confezionatori, ha aggiunto Daino, ottimizzando ogni fase della raccolta alla distribuzione. Questo ci ha permesso non solo di tenere, ma di crescere. Il traguardo dei 14,5 milioni di chili rappresenta non solo un record quantitativo, ma anche un indicatore della solidità di un comparto che guarda avanti puntando su qualità, identità territoriale e competitività. Una campagna breve dunque, ma estremamente intensa ed efficace, che conferma l'Arancia di Ribera DOP tra le eccellenze più dinamiche del panorama agrumicolo italiano. Sulla sindrome del bambino scosso, una grave malattia che colpisce i bambini, spesso letale, al via le iniziative dell'ASP di Messina. Ce ne parlano i colleghi di Messina.
In occasione delle giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso, promosse dalla SIMAP e inserite nella campagna Non scuoterlo, ideata nel 2017 da Terre des Hommes, l'ASP di Messina si fa promotrice di un'importante iniziativa di sensibilizzazione sul territorio. L'attività è realizzata in collaborazione con i comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Spadafora e Barcellona Pozzo di Gotto, oltre che con la FIGC di Messina. L'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale Fogliani di Milazzo parteciperà attivamente attraverso l'organizzazione di infopoint informativi nelle giornate dall'11 al 13 aprile a Lipari, Spadafora e Milazzo. Presso questi punti, operatori sanitari formati e istruttori SIMAP forniranno informazioni e indicazioni utili per la prevenzione della sindrome del bambino scosso. Nei dettagli, gli infopoint si terranno l'11 aprile a Lipari, in collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico, alle ore 15 alle ore 17, presso l'hotel Mea Eolian Sharm. Il 12 aprile a Milazzo, presso la Marina Garibaldi, dalle ore 16 alle 18. Il 13 aprile a Spadafora, al Palazzetto dello Sport, dalle ore 10.30 alle 12.30. È inoltre previsto un infopoint a bordo del traghetto diretto alle Isole Eolie, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di famiglie. La campagna Non scuoterlo, attiva dal 2017, nasce con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione su una condizione grave e spesso sottovalutata, la sindrome del bambino scosso. Si tratta di una forma di trauma cerebrale causata dallo scuotimento violento di un neonato, spesso in risposta a un pianto inconsolabile. Un gesto che può avere conseguenze gravissime, ma che è totalmente evitabile attraverso una corretta informazione. Il messaggio della campagna sarà diffuso anche attraverso iniziative simboliche. Numerosi monumenti e luoghi rappresentativi del paese verranno illuminati di arancione, trasformando piazze e città in un segnale visibile di sensibilizzazione. Nel territorio dell'ASP di Messina, nella serata dell'11 aprile, saranno illuminati i palazzi comunali di Milazzo, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto. La sindrome del bambino scosso è una grave forma di trauma cerebrale che può derivare anche da pochi secondi di scuotimento violento. Colpisce prevalentemente i bambini nei primi mesi di vita, in particolare tra le 2 settimane e i 6 mesi, periodo in cui il pianto può essere più intenso, prolungato e imprevedibile, generando forte stress in chi si prende cura del neonato. I bambini in questa fascia d'età sono particolarmente vulnerabili, ma il rischio può estendersi fino ai 2 anni. Le conseguenze possono essere devastanti e permanenti: cecità, tetraplegia, disturbi dell'apprendimento, difficoltà di coordinazione motoria e in circa un caso su 4 coma o morte. La direzione strategica dell'ASP di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cucci, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Tremarchi, dichiara: la tutela della salute e dell'integrità dei bambini rappresenta una priorità assoluta per la nostra azienda. Questa campagna costituisce un momento fondamentale di informazione e prevenzione, rivolto alle famiglie e a tutti coloro che si prendono cura dei più piccoli. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona giornata.